Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palamellano di Sesto. Sta per iniziare la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Si affrontano Sustentu, Sestu e Oratorio Elmas. Io sono in compagnia di due rappresentanti delle rispettive società, Riccardo Fiorelli per Sustentu e il presidente Sandro Del Rio per l'Elmas. Io direi, Riccardo, di iniziare per una questione di cortesia, di ospitalità dagli ospiti, ovvero dall'Elmas. Presidente, facciamo un po' il punto della situazione questa stagione, forse qualcuno vi attendeva un po' più in alto nella classifica, quali sono stati i problemi? Più che altro abbiamo avuto grossi problemi con i ragazzi, diciamo, più rappresentativi della squadra, su cui credevamo magari di avere una certa disponibilità, una disponibilità maggiore, mentre invece per problemi di lavoro purtroppo ci sono troppe assenze, quindi non si riesce ad allenarsi regolarmente. Questi Paghiamo un pochino le prestazioni in campo. Questi sono problemi, direi anche forse comuni a tante società del campionato di Serie C. Dall'altra parte in casa Sustentu c'è da fare i conti, Riccardo, con la prima sconfitta stagionale contro l'Esperia mercoledì. Qual è il clima in squadra? Tutti attendevano, l'abbiamo detto, questo scivolone è arrivato, non mi pare siano fatti grandi drammi però. Ma no, il clima è assolutamente sereno. Direi che dopo 12 vittorie, una sconfitta in casa della seconda in classifica, ci sta tutta, non credo. Adesso il problema è proprio quello di non fermarsi, di riprendere il percorso così come sta andando, ma non vedo nulla, assolutamente nulla di problematico in una sconfitta, anzi se la guardiamo con obiettività, una sconfitta su 13 forse ci avremmo messo la firma a inizio campionato. Presidente Del Rio, voi arrivate più riposati, arrivate insomma in condizioni non reduci da una sconfitta, anzi da una vittoria nell'ultimo turno del 2015, se non ricordo male un pensierino ce lo volete fare insomma? No vabbè, noi continuiamo a continuare il nostro progetto, anche perché comunque la nostra squadra non è creata con nessuna ambizione di campionato, cioè di vincere campionati contro me. Oltretutto d'altronde abbiamo comunque 6-7 ragazzi inseriti del 2000, sono ragazzi piccoli, quindi il grosso della squadra, diciamo, è composta da 6-7, diciamo, i vecchi della squadra sono 6-7, quindi non è facile sicuramente affrontare un campionato del genere, ci sono delle squadre sicuramente molto attrezzate. Riccardo, smarcandoci un po' dalle questioni puramente tecniche, abbiamo trovato una novità al Palamellano quest'oggi, le aree laterali riverniciate. Cosa è successo durante le feste? Abbiamo visto quello dell'Esperia. Siete ingelositi? No, in realtà non è vero. Questa era un'idea che avevamo già da quando abbiamo ristrutturato la palestra. È una cosa che avevamo rimandato per ragioni economiche, perché come tutte le famiglie povere devono fare i conti con il proprio portafoglio, e quindi l'abbiamo fatto adesso nelle vacanze natalizie e mi pare che il risultato sia piacevole, insomma. Presidente Del Rio, le chiedo di raccontarci un po' come funziona la vostra realtà. Anche ieri è arrivato un risultato molto importante, se non sbaglio nel femminile, insomma la vostra è una società importante sia nel maschile che nel femminile, con numeri di tutto rispetto anche nel settore giovanile.
Sì, anche ieri purtroppo però abbiamo lasciato una partita alla prima della classe, nonostante c'era una partita diciamo quasi vinta, purtroppo qualche errore di troppo. E che purtroppo anche lì è una squadra creata all'ultimo minuto dopo un programma diverso che c'era, una collaborazione con un'altra società, con lo Spirito Sportivo, che purtroppo non è andata a buon fine. Quindi una squadra creata sul momento, cioè molto velocemente, però diciamo che oggi comincia ad essere abbastanza, diciamo, buona, perché ho visto un impegno da parte delle ragazze, un miglioramento veramente, cioè, molto, infatti ho fatto una chiamata proprio ieri sera all'allenatrice, ho fatto i complimenti a Carla Tola perché è riuscita a creare adesso veramente un bel gruppo. Speriamo che continui adesso sulla seconda fase. Questo era il punto della situazione, insomma, anche nel lato rosa dell'oratorio Elmas. Riccardo, cosa ci aspettiamo da questa partita? Una reazione, io direi dal punto di vista dell'aggressività, della cattiveria, è lecito attendersi qualcosa di simile? Ma sì, non mi pare che ci sia stata poca cattiveria, forse nell'ultima partita, forse c'è stato qualche difetto tecnico, come ci può stare in qualsiasi partita, come forse c'è stata in altre, nonostante il risultato finale sia stato positivo. Io credo che la squadra debba semplicemente continuare a giocare come ha sempre fatto in casa e fuori, e poi va bene così. Voglio dire, qualche aggiustamento forse dal punto di vista dell'intensità difensiva deve essere fatto, ma come sarebbe dovuto essere fatto anche se avessimo vinto la gara precedente, quindi va bene così. Questa era la copertina di presentazione della partita. Io ringrazio e libero i miei due ospiti e vi do appuntamento tra pochissimo per la palla 2 di Sustentus Sestu Oratorio Elmas. Nuovamente in diretta dal Palamellano di Sestu, sta per iniziare la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Sono già sul parquet Sustentus Sestu e Oratorio Elmas. Siamo in grado di darvi il quintetto dell'Elmas, che scende in campo con Daniele Soro, maglia numero 28 per lui. Sono anche Sirianni, anzi si tratta del numero 10 Pani, assieme a lui il 19 Borghero, il 3 si tratta di Lecis, e del numero 16 terzo miglior marcatore del campionato di Serie C Giancarlo Salis. In campo invece per il Sustentu con il numero 12 Mirko Pilo, con il numero 16 parte in quintetto quest'oggi Edoardo Melis al posto di Mauro Passaretti, poi Nicola Elia Alessandro Secchi e Mauro Graviano. Tutto pronto per la palla 2, l'incontro verrà diretto dai signori Mulli di Mattia di Selagius e Curreli Mattia di Assemini. Primo possesso della partita per l'Elmas, chiamato lo schema, la difesa di Mauro Graviano, il pallone in punta, il passaggio consegnato di Daniele Soro che libera la via del canestro per i primi 2 punti dell'Elmas. Primo vantaggio della partita dunque per la formazione masese. Ricordiamo anche quelli che sono gli ultimi risultati delle due squadre. Per il Sustentu, come è noto, la sconfitta, la prima sconfitta in campionato dopo 12 vittorie consecutive nel turno dell'Epifania contro l'Esperia. Sconfitta per 78-73 sul filo di lana, lo ricordiamo, prima sconfitta in campionato per Sustentu, che è sempre primo in classifica, quota 24 punti, ma adesso a più 2 scusate, sul Esperia, che ieri intanto ha vinto sul campo della Santa Croce Olbia. Non è stata impegnata invece nel turno dell'Epifania l'Elmas, che ha visto rinviata la partita contro il Calasetta, partita rinviata al prossimo mese di febbraio. Dunque la formazione di coach Disa è reduce da un lungo riposo. In precedenza aveva battuto la Torres, 8 punti in classifica per l'Elmas, che si sta giocando assieme alla Santa Croce Olbia l'accesso all'ultimo posto utile nella griglia dei playoff. Ancora in attacco la formazione ospite, 4-2 il punteggio in favore del Sustentu, adesso che ha messo la freccia e ha sorpassato la partenza in palleggio da parte di Daniele Soro, considerata difettosa dagli arbitri. Daniele Soro non è d'accordo con la chiamata arbitrale, mima il gesto compiuto in precedenza. Arriva comunque l'infrazione di passi, palla persa per l'Elmas. 4-2, 8 minuti e 37 secondi alla fine del primo quarto di gioco qui al Palamellano di Sestu. Directasport.it e sardegnasport.com. Mauro Graviano
gestisce questo pallone, serve Nicola Elia che si prende la tripla, la palla danza sul ferro e poi alla fine, dopo qualche secondo di suspense, decide di cadere dentro e allunga sul +5 su Stentu, 7-2 ora il punteggio, mentre attacca Pani, il tiro è corto, rimbalzo lungo che non viene controllato da nessuno e dunque Nicola Elia potrà usufruire di una rimessa da fondo campo. Mauro Graviano porta il pallone in zona offensiva, lo cede in direzione di Edoardo Melis che si gira, guarda il taglio di Mirko Pilo che non viene servito, riceve in questo momento la guardia sassarese che serve poi Mauro Graviano, palla in mezzo alle gambe, poi spalle a canestro da Edoardo Melis, il raddoppio su di lui, viene soffiato il pallone, recupera Daniele Soro e può attaccare nuovamente l'Elmas, chiamato lo schema a testa ora. Formazione di coach Disa in attacco, si apre per il pick and pop Daniele Soro che poi prova a partire in palleggio contro Alessandro Secchi che commette il peccato di andare a cercare il pallone con la mano dopo una buona difesa e arriva inevitabile il fischio da parte del duo arbitrale, sanzionato dunque con il primo fallo personale della partita Alessandro Secchi, anche lui giocatore sassarese numero 19 in canotta bianca per il sustento e 2 liberi dunque per Daniele Soro. Daniele Soro, giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni a questo livello, grande esperienza per lui, peraltro cresciuto nel vivaio dell'Oratorio Elmas, da lì poi il grande salto, la Virtus Bologna dove ha avuto modo di esordire anche in Serie A1, è arrivato il canestro dalla lunetta per Daniele Soro, 1 su 2 per lui, 7-3 ora il punteggio. Graviano prova a usare il fisico per crearsi un tiro, l'arresto e tiro però è molto corto da parte del playmaker di casa Sustento, è già ripartito l'Elmas con Pani e poi il tiro da 3 punti preso e mandato a segno da Giancarlo Salis, lo abbiamo ricordato in precedenza, terzo miglior marcatore del campionato di Serie C Silver, a quota 242 punti segnati fino a questo momento. Nicola Elia dall'altra parte trova un buon corridoio sulla destra e manda a segno un altro canestro, stavolta +3 su Stentu, 9-6 su Stentu che quest'oggi deve fare a meno, così come era già stato anche nella partita in casa dell'Esperia di Fabio Villani che ci sta sicuramente seguendo in diretta da Roma in questo momento. Ovviamente un caro saluto anche a lui con l'augurio di rivederlo al più presto qui al Palamellano di Sestu nelle vesti di giocatore. Intanto è arrivata una palla persa dal Sustento, è scivolato Mirko Pilo, anche un po' di sfortuna per lui. Gioco fermo, le proteste della panchina dell'Elmas e in particolare di coach Disa, c'è da riciclare il cronometro dei 24 secondi, si ripartirà con una rimessa per l'Elmas, il passaggio consegnato per Pani che porta il pallone in zona offensiva, è accoppiato con Mirko Pilo, il pallone ancora in punta per Daniele Soro che crea un altro corridoio di penetrazione facile al suo compagno, arrivano però 2 errori in serie, rimbalzo di energia controllato da Nicola Elia che porta il pallone in zona offensiva dietro la schiena e poi un grande assist che per poco non trova le mani di Edoardo Melis, sarebbe stata davvero una grande azione da parte di Nicola Elia, 40 primavere per lui, ma non lo si direbbe assolutamente vedendo le sue gesta in campo. È già stato rimesso in gioco il pallone da parte del Sustentu che attacca con Nicola Elia, prova a prendere posizione spalle a canestro Alessandro Secchi che cerca di servire sotto Edoardo Melis, capisce tutto però la difesa dell'Elmas che è già dall'altra parte con Pani, il pallone che torna in punta, ora Salis prova a cercare dentro Daniele Soro che attacca ancora Alessandro Secchi, bel movimento da parte di Daniele Soro che però trova solamente il primo ferro, già dall'altra parte Mauro Graviano, Pani prova a prendere lo sfondamento, non è fallosa secondo gli arbitri l'azione di Graviano, intanto arriva l'errore di Edoardo Melis che per poco però non trova un gioco da 3 punti, molto caparbio il lungo di Casa Accademia Basket che si guadagna dunque il primo viaggio in lunetta della sua partita, già il secondo fallo intanto, se non abbiamo visto male, di Borghero per l'Elmas, richiamato coach Disa, mentre Edoardo Melis è pronto in lunetta per 2 liberi, si abbevera in panchina Giancarlo Salis, tutto pronto ora per l'esecuzione di 2 liberi da parte di Edoardo Melis, il primo va dentro pur con qualche patema e permette al Sustento di
portarsi sul 10-8 più 2 il punteggio ora al Palamellano di Sestu. 2-2 per Edoardo Melis, non trema la sua mano dalla lunetta. 11-8 più 3 ora il vantaggio dei pirati che devono difendere. Ora Mauro Graviano prova a smarcarsi, riceve in questo momento Giancarlo Salis che usufruisce del blocco portatogli da Borghero. Ancora Salis si mette in proprio passo e tiro, lo scarico all'ultimo momento per Borghero, la palla che però torna in punta, 3 secondi solamente per il tiro dell'Elmas. Situazione complicata, ne viene fuori un airball da parte di Salis e poi la fuga in contropiede di Pilo, la palla per Alessandro Secchi che non ha tempo per prendere il tiro, lo prende invece Mauro Graviano, troppo spazio davvero per lui, almeno 5 metri. Manda a segno la tripla Mauro Graviano e su stento allunga sul più 6, ora 14-8 il punteggio quando mancano 5 minuti esatti al termine del primo quarto. La palla in punta per Borghero che guarda il canestro, prova a rispondere ma il suo tiro è cortissimo, pasticcia a rimbalzo Nicola Elia, un eccesso di confidenza per lui che provava a prendere il pallone con una sola mano. Cambio intanto anche per coach Marco Sassaro, esce proprio Nicola Elia, entrerà in campo Luigi Cabriolu ma dopo il time out chiamato dalla panchina dell'Elma. Si può riprendere a giocare qui al Palamellano di Sestu, la ricezione di Pani, ora in punta Lecis Cocco Ortu, palla dall'altra parte con l'attacco da parte di Giancarlo Salis che non riesce però a trovare lo spazio per la conclusione. Ha già recuperato la sfera Mirko Pilo che la porta in zona offensiva, la palla in angolo per Cabriolu che prova a prendere il centro dell'area. Fischio di sfondamento da parte degli arbitri, bravo a prendere posizione difensiva in questo caso Pani, e dunque fallo in attacco per il giovanissimo di Casa Sestu, classe 1999 per lui. Cercava di prendere il centro dell'area in quella che è la sua tipica azione offensiva. Ora Lecis Coccorto a gestire il possesso, la palla in punta per Borghero, si sbraccia Secchi a un passo dalla palla recuperata. Edoardo Melis perfeziona poi in un secondo momento il recupero Mirko Pilo, la palla in angolo per Secchi che ha tanto spazio, decide di prendere la tripla, la sbaglia però secondo ferro per lui, rimbalzo controllato da Giancarlo Salis che porta il pallone in attacco. 4 minuti ora e 5 secondi al termine del primo quarto. Lo show difensivo da parte di Edoardo Melis, Cabriolu difende molto bene su Salis, voleva un'infrazione di passi, la panchina del Sustentu trova un bel canestro sotto pressione, l'Elmas riesce dunque ad accorciare sul meno 4, 14-10 la formazione di coach Disa. La partenza in palleggio di Mirko Pilo che va altissimo e deposita in sottomano il canestro del più 6 Sustentu. 16-10 ora il punteggio, 3 minuti e mezzo al termine del primo quarto con il palleggio insistito da parte di Pani, la palla in punta per Salis e poi sotto per Soro, bell'alto basso giocato tra i due, ottima combinazione tra i lunghi di Casa Elmas e arriva un altro canestro. Qui la fuga in contropiede di Secchi che non riesce a trovare l'equilibrio per andare a segno. C'è un altro time out in campo e ci sarà anche un altro cambio per l'Elmas con Sirianni che prenderà il posto presumibilmente di Borghero. Intanto ci prendiamo un'altra piccola pausa. Si riprende a giocare qui al Palamellano di Sestu, più 4 per i pirati di coach Marco Sassaro, 16-12 il punteggio, mentre manovra in attacco ora Siriani, nuovo entrato in Casa Elmas, la palla ancora in post da Daniele Soro che prova a partire contro Edoardo Melis, il giro sul perno e il tiro in allontanamento con grande classe. Daniele Soro ancora a segno per il meno 2 Elmas, 14-16 ora il punteggio, partita assolutamente equilibrata dopo il più 6 firmato in precedenza. Sustentu ha dunque subito questo mini parziale, il rientro dell'Elmas, ora la tripla sbagliata, molto sfortunato qui Mirko Pilo, si lotta sul pallone a rimbalzo, chiamata palla contesa tra Soro e Alessandro Secchi, è la freccia che premia Sustentu, formazione sestese che potrà dunque rimanere in zona offensiva con una rimessa dal lato. Nicola Elia in prima persona si occupa di asciugare il pallone. Allora c'è il tempo anche per ricordarvi quello che è stato il ricco weekend di basket sui nostri schermi su directasport.it e sardegnasport.com per il campionato di Serie A2. Ieri San Salvatore Selagius contro Sanga Milano e Virtus Cagliari contro Costa Masnaga.
quest'oggi ancora grande basket, il basket di A1 femminile con il Cuscaglieri impegnato tra le mura amiche contro le vice campionesse d'Italia di Ragusa, e poi ovviamente questa sfida valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Ancora un tiro per Mirko Pilo, stavolta sul secondo ferro, parte alta del tabellone, poi è più lesto di tutti Alessandro Secchi ad avventarsi sul pallone vagante e a realizzare il canestro del +4 su Stentu. 18-14 il punteggio, mentre mancano 2 minuti e spiccioli al termine del primo quarto. Manovra in attacco, Sirianni fa circolare il pallone sul perimetro dove c'è il numero 16 Giancarlo Salis, trova una buona penetrazione partendo da destra Giancarlo Salis e dunque accorcia nuovamente sul -2 l'Elmas, prosegue questo elastico. 16-18 ora il punteggio. Mirko Pilo attende l'uscita dai blocchi di Mauro Graviano, osserva il piazzamento dei compagni. Sirianni e Melis fanno a sportellate, Graviano si mette in proprio, altro arresto e tiro da destra, stavolta appoggiandosi al tabellone, voleva un tocco, voleva che venisse fischiato un tocco sul suo braccio al momento del tiro. Mauro Graviano non è dello stesso avviso il duo arbitrale, coach Marco Sassaro che richiama il suo giocatore. Del resto al Palesperia di Cagliari Sustentu ha già dato tanto in termini di falli tecnici e di espulsioni. Tra gli espulsi mercoledì in via Pessagno anche Nicola Elia, che ha subito una deplorazione da parte del giudice sportivo. Quest'oggi è regolarmente in campo, l'avete visto all'opera nel corso della prima metà di questo primo quarto. Ultimo minuto di questo periodo. Alessandro Secchi, azione un po' confusa ora per Sustentu, la risolve con caparbietà, con talento anche Edoardo Melis, altri 2 punti per lui, e poi con grande astuzia Mauro Graviano si guadagna questo fischio arbitrale. Altro cambio per coach Marco Sassaro, esce Edoardo Melis ed entra in campo Mauro Passaretti, torna sul parquet anche Nicola Elia. Ad uscire invece è Mirko Pilo. Mauro Graviano si è guadagnato un viaggio in lunetta, 2 liberi per lui. 24-18 il punteggio, anzi ovviamente si tratta di un solo libero aggiuntivo dopo il canestro realizzato in precedenza. La palla che poi carambola nuovamente nelle mani dei giocatori del Sustentu, stavolta la risolve Mauro Passaretti da sotto canestro dopo un flipper nell'area difensiva dell'Elmas, e con questi canestri Sustentu allunga allora fino al massimo vantaggio sul +8. Ora 26-18 il punteggio a 39 secondi dal termine del primo quarto. Esce intanto Mauro Graviano in campo, c'è con la canotta numero 6 Alessandro Casula per il Sustentu. Libero aggiuntivo anche per Mauro Passaretti, non va la sua conclusione a cronometro fermo. Attacca Pani dall'altra parte l'Elmas, torna fuori da Giancarlo Salis che vuole lavorare anche col cronometro. Sale Daniele Soro che lavora col fisico contro Passaretti. Lo show difensivo molto forte anche da parte di Mauro Passaretti. La palla sotto per Sirianni che si fa largo a sportellate, riesce, anzi non riesce a segnare con il tiro da sotto canestro. Dall'altra parte la fuga di Passaretti che riesce a mantenere il pallone in campo, non trova però le mani del compagno di Luigi Cabriolu nella circostanza. Fallo intanto comminato a Nicola Elia dall'altra parte del campo, fallo per il capitano del Sustentu Elmas in zona d'attacco. Mancano 4 secondi intanto alla fine del primo quarto. Vedremo quale sarà la soluzione offensiva scelta da coach Disa per amministrare questi ultimi 4 secondi. Prende subito il tiro Daniele Soro, la palla gira sul ferro e poi esce. La preghiera intanto di Nicola Elia non trova fortuna. Allora il primo quarto al Palamellano finisce qui, ovvero col Sustentu in vantaggio di 8 lunghezze sull'oratorio Elmas. Il punteggio è di 26-18. Piccola pausa per noi, poi torniamo nuovamente in diretta. Inizia il secondo quarto al Palamellano di Sestu. Ci sono delle novità nel quintetto di coach Disa che ha mandato sul parquet con il numero 1 Filippo Loddo, uno degli ex di questa partita lo scorso anno in maglia Sustentu, e avete visto la linea di fondo presa da un altro nuovo entrato con il numero 6 Sanna in casa Elmas. Il quintetto del Sustentu invece quello che ha concluso il primo quarto ed è composto da Nicola Elia, Mauro Passaretti, Alessandro Secchi, Luigi Cabriolu e Alessandro Casula.
è arrivato in precedenza un altro bel canestro realizzato da Mauro Passaretti, che ha preso bene posizione con il fisico. 28-20 ristabilito dunque il +8 in favore dei padroni di casa. Attacca l'Elmas dall'altra parte, si spiega Alessandro Secchi con uno dei due arbitri, rimessa dal fondo in favore della formazione in canotta blu. Il gioco di blocchi a smarcare Daniele Soro, che si prende il tiro dalla lunga distanza, pallone che scavalca completamente il ferro, poi la lotta a rimbalzo premia nuovamente l'Elmas, che potrà rimanere in zona offensiva ancora con la rimessa di Giancarlo Salis. Si smarca stavolta sotto canestro Daniele Soro, il pallone fuori per Filippo Loddo. Bello l'assist in direzione di Sirianni, che si fa trovare pronto con la ricezione, il layup che vale il 22esimo punto della partita per l'oratorio Elmas. Ora Alessandro Casula attende l'uscita dei blocchi di Luigi Cabriolo, accoppiato con Salis. Palla per Nicola Elia, prende il tiro da 3 punti e lo manda a segno. Nicola Elia con grande freddezza in faccia al suo diretto marcatore. Nella circostanza si trattava di Sanna. Canestro da 3 punti che frutta un nuovo allungo su Stentu sul 31-22. La palla fuori di Salis, circola la sfera sul perimetro. Bella la partenza di Loddo, altro pallone col contagiri messo in ritmo ottimamente Giancarlo Salis. E altro canestro da 3 punti, stavolta appunto da parte di Giancarlo Salis. 25-31 +6 su Stentu, che ora manovra in zona d'attacco con Alessandro Casula. Si prende ancora una responsabilità dall'arco Nicola Elia, stavolta non è fortunato come in precedenza. Attacca Giancarlo Salis accoppiato con Luigi Cabriolo, palla in mezzo alle gambe, prova a usare il fisico Salis, che va dentro a tutta velocità e trova il fallo della difesa e in particolare di Luigi Cabriolo. Riceve le indicazioni anche di Nicola Elia. Luigi Cabriolo, dovrebbe essere questo il secondo fallo della sua partita, e esce Cabriolo per fare posto a Davide Melis. Esce anche Alessandro Secchi ed entra con il numero 13 Gianmarco Fois, ancora con una fasciatura al polpaccio, così come era stato in occasione della partita di mercoledì in casa dell'Esperi. È arrivato il canestro con il primo libero da parte di Giancarlo Salis, 2 su 2 per lui. Allora l'Elmas accorcia sul 31-27. Davide Melis tocca il primo pallone della sua partita, lo porta con calma in zona d'attacco. Passaretti ha consegnato all'indirizzo di Alessandro Casula, che può chiamare lo schema e porge all'indirizzo di Gianmarco Fois. Pallone un po' fermo ora per Sustentu. Nicola Elia, 7 secondi per trovare un tiro, ora 5. Passaretti in angolo da Nicola Elia, che non ci pensa 2 volte il suo tiro, però si infrange sul ferro. Recupera Alessandro Casula, Davide Melis ancora fuori da Casula, altra tripla stavolta molto corta. Il pallone che schizza via viene controllato con grande calma da parte di Giancarlo Salis. -4 per l'Elmas, che torna in zona d'attacco. Ribaltamento per Sanna, che muove i piedi al momento della ricezione. Infrazione di passi chiamata dal duo arbitrale, e c'è ancora un altro cambio in casa Sustentu. Esce Alessandro Casula, che riceve le indicazioni di coach Marco Sassaro. Torna sul parquet dopo un breve riposo Mauro Graviano in posizione di playmaker per Sustentu. La palla ora per Davide Melis, su di lui la difesa di Giancarlo Salis. La palla dentro da Graviano, che vuole attaccare Loddo. Il tiro in allontanamento non trova però la via del canestro. Rimbalzo offensivo controllato dal Sustentu, che manovra ancora con Nicola Elia. Nicola Elia dà un bel pallone in angolo a Davide Melis. Il suo tiro aperto non è fortunato, altro errore dunque per Sustentu. 31-27 ancora il punteggio. Qui Passaretti prova a metterci una mano. La partenza di Daniele Soro, un po' in ritardo con lo scivolamento Mauro Passaretti, viene sanzionato con il fallo dunque di Passaretti su Daniele Soro. È il secondo fallo di squadra per Sustentu. 6 minuti e 56 secondi al termine del secondo quarto. Esce Sirianni, che riceve, ripropone in punta ancora per Filippo Loddo. La partenza di Salis, un altro fischio arbitrale, stavolta fallo in attacco, blocco irregolare da parte di Sirianni, che si muove secondo gli arbitri dopo il blocco.
fallo in attacco, le spiegazioni richieste anche da coach Disa, palla recuperata dal Sustentus, 6 minuti e 50 all'intervallo lungo, sempre più 4 in favore della formazione allenata da coach Marco Sassaro, con Mauro Graviano che guadagna un vantaggio su Filippo Loddo, non riesce a concludere ma ancora in attacco la compagine bianco-blu con Gianmarco Fois, il passaggio consegnato di Passaretti per Graviano che non va a segno, si lotta sul pallone vagante, si avventano sulla sfera sia Davide Melis che Giancarlo Salis. Il fallo secondo gli arbitri è stato commesso dal numero 14 in canotta bianca, che non è assolutamente convinto del fischio arbitrale avverso. Primo fallo della partita di Davide Melis, altro tempo morto della gara con Borghero che si prepara a entrare sul parquet, prenderà il posto di Daniele Soro in maglia numero 28, esce dunque cambio tra lunghi in casa Elmas. Borghero dunque nuovamente sul parquet, registriamo il suo ingresso in campo. Filippo Loddo dal palleggio, chiamato già lo schema su di lui, la difesa di Mauro Graviano, il blocco di Salis a liberare Siriani, si apre in punta, creato lo spazio per un comodo tiro da 3 punti che Giancarlo Salis manda a segno. Un po' pigra la difesa del Sustentu in questa circostanza e attenzione perché l'Elmas torna sul -1, 31-30 il punteggio. Gianmarco Fois prova a servire il taglio di Passaretti che lavora spalle a canestro, manda per aria un tiro sbagliato e poi dopo il recupero un'altra conclusione che non trova fortuna da parte di Mauro Passaretti che voleva un fallo ai suoi danni. Non è così secondo gli arbitri, qui la partenza a rischio da parte di Siriani che poi prende un tiro dalla lunga distanza, rimbalzo lungo, preda di Mauro Graviano fa dentro contro la difesa di Salis e segna Mauro Graviano. Lamentava anche in questo caso un altro tocco sul braccio, quel che conta però è che Sustentus si è riportata sul +3, ora 33-30 quando stiamo per entrare nella seconda parte del secondo quarto di gioco qui al Palamellano di Sestu. Giro sul perno da parte di Siriani, lo scarico dall'altra parte per Borghero, altra tripla aperta da parte di Siriani, il suo tiro ora non trova nemmeno il ferro. Mauro Graviano quasi in slalom, sembrava uno sciatore in mezzo ai paletti, guadagna il fallo per fermare il suo contropiede, +3 Sustentu, 33-30 abbiamo detto, mentre si prepara a tornare sul parquet in casa Elmas. Lecisco Cortu esce con il 16 invece Giancarlo Salis. Il quintetto del Sustentu invece è composto da Davide Melis, Nicola Elia, Gianmarco Fois, Mauro Graviano e Mauro Passaretti. Si smarca e riceve ora in post Gianmarco Fois che prova ad attaccare Borghero, viene raddoppiato però dall'intervento di Loddo. Ora la palla a cercare il taglio di Passaretti, si lotta a terra, un tocco con il piede secondo gli arbitri da parte di Davide Melis. Passaretti scuote la testa, deve tornare in zona difensiva, ne viene fuori senza danni l'Elmas che ora attacca ancora con l'ex di giornata Filippo Loddo a gestire dal palleggio. Un paio di assist importanti per Filippo Loddo che ora però perde il pallone in contropiede. Mauro Graviano, gli viene toccato il pallone da dietro da parte di Sanna che protesta. Sanna va a un passo dal fischio di fallo tecnico. Secondo fallo personale anche da parte di Sanna, è rimessa in zona d'attacco per Sustentu. Terzo fallo di squadra per l'Elmas, 3-3 il conto dei falli di squadra. Dunque al momento, quando mancano 4 minuti e 45 al termine del secondo quarto, la difesa secondo gli arbitri è troppo fisica da parte di Borghero sul post basso giocato da Fois. Fallo dunque del numero 19 di casa Elmas. Voleva un'infrazione di passi invece la panchina masese. Altro cambio perché è pronto a tornare sul parquet Mirko Pilo in maglia numero 12. Piccola interruzione ancora della partita, time out chiamato da coach Disa. Squadre nuovamente in campo al Palamellano di Sestu. Mauro Passaretti riceve dopo la rimessa e porge all'indirizzo di Mauro Graviano. Ora Nicola Elia trova lo spazio per la penetrazione, lo scarico fuori per Mirko Pilo che si prende il tiro dalla lunga, la palla che danza sul tabellone e poi è preda di Mauro Passaretti, ancora più veloce di tutti sotto canestro a trovare il punto del +5 Sustentu, 35-30 ora la situazione, mentre prova a ricucire Lecisco Cortu dal palleggio. Dall'altra parte la finta di passaggio e poi il servizio all'indirizzo di Sanna, la partenza di Sanna, mano sinistra, l'arcobaleno che non trova fortuna, il rimbalzo strappato ancora molto bene da Mauro Passaretti.
positivo assolutamente il suo apporto nel corso di questa partita. Gianmarco Fois ha portato in zona offensiva, poi Nicola Elia mette ordine, prende posizione, spalle a canestro Mauro Passaretti, non c'è il fallo secondo gli arbitri, si era allacciato con Sirianni, voleva un fallo coach Marco Sassaro, non accontentato però dagli arbitri, palla che finisce direttamente sul fondo e Elmas in zona offensiva. Qua l'anticipo ancora da parte di Mauro Passaretti a grandi falcate dall'altra parte, recapita altri 2 punti, davvero grande impatto di Mauro Passaretti, altri 2 punti per lui e Sustentu allunga sul +7 ora. 37-30, 3 minuti e 35 all'intervallo lungo. Elmas in attacco, qui la palla dentro per Sirianni, ma arriva l'anticipo da parte di Gianmarco Fois. Ora Nicola Elia va a spalle a canestro contro Sanna, il passaggio no look per Passaretti, fermato fallosamente da Sirianni. Sprazzi di grande basket davvero sui 2 lati del campo per Sustentu, 2 recuperi davvero prodigiosi e anche nelle azioni offensive di livello, prima e anche in questa circostanza. Mauro Passaretti grande protagonista in zona offensiva, qui stava per recapitare addirittura con un gioco da 3 punti, l'assist no look da parte di Nicola Elia, sbaglia però il primo libero. Intanto Mauro Passaretti, il lungo scuola decimo, fa 0 su 2, lotta a rimbalzo, Gianmarco Fois non riesce a recuperare il pallone che è preda invece di Lecisco Cortu. Ora Filippo Loddo dal palleggio contro Passaretti, prova a sgusciare via Loddo, serve Sanna e poi il post da parte di Sirianni che lavora contro Passaretti, prende il tiro e lo sbaglia Marco Sirianni, un altro errore per l'Elmas inchiodato a quota 30 ormai da un bel po' di tempo. Passaretti in angolo dove c'è Mauro Graviano, il taglio di Pilo servito in questo momento, il tiro in allontanamento contro il braccio alzato da parte di Sirianni. L'ultimo tocco a rimbalzo è stato di un giocatore del Sustentu e dunque rimessa per l'Elmas. Elmas che provvede a un altro cambio con Pani che prende il posto di Borghero, quintetto basso dunque per coach Disa, con Sirianni che è l'unico vero lungo del quintetto in campo in questo momento. Loddo dal palleggio contro Graviano, la palla proprio per il nuovo entrato Pani che prova a sfondare il muro difensivo del Sustentu, il suo tiro non trova fortuna e poi la fuga in contropiede di Graviano, il passaggio di tocco per Pilo e poi la deviazione vincente ancora di Mauro Passaretti, davvero migliore in campo senza ombra di dubbio fino a questo momento. Altra deviazione vincente, +9, 39-30 Sustentu, 2 minuti e 15 al termine del secondo quarto, infrazione di passi da parte di Pani, davvero difesa importantissima per il Sustentu in questa fase della partita. Rush nella propria metà campo, degna di nota assolutamente per i Pirati che stanno cercando di allungare ora sul +9, nuovo massimo vantaggio della partita per la formazione di casa. Ora in attacco con Mirko Pilo, Gianmarco Fois ha ceduto all'indirizzo di Mauro Passaretti, ora però arriva l'anticipo dall'altra parte, più lesto di tutti sulla linea di passaggio Lecisco Cortu che va a segnare proteggendosi con il ferro contro il tentativo di stoppata da parte di Mauro Passaretti. Ora il post di Fois raddoppiato, va dentro con grande vigore Gianmarco Fois, bel movimento anche per lui, spalle a canestro e trova 2 liberi anche Gianmarco Fois. Bonus già abbondantemente speso per l'Elmas, torna sul parquet intanto Daniele Soro, esce Sirianni, si scambiano il testimone i 2 pivot di casa Elmas, mentre Gianmarco Fois è pronto in lunetta a eseguire i 2 liberi a sua disposizione. 1 minuto e 44 secondi al termine del secondo quarto. Gianmarco Fois ha mandato a segno il primo dei 2 liberi a sua disposizione. Direttasport.it, sardegnasport.com in diretta quest'oggi dal Palamellano di Sestu. È arrivato l'errore col secondo libero da parte di Fois, 40-32, +8 Sustentu, mentre attacca Elmas con Pani, ferma il palleggio Pani, prova a servire Daniele Soro, la partenza in palleggio di Soro, il recupero di Nicola Elia e poi la fuga in contropiede di Passaretti che però commette infrazione di passi nel momento in cui prova a mettere palla per terra. Inflessibile il duo arbitrale a sanzionare questa infrazione di passi da parte del lungo di scuola decimo. Prova dall'altra parte l'iniziativa personale Alberto Pani, altro fallo stavolta commesso da
Gianmarco Fois, qualche problema fisico per lui che deve uscire immediatamente dal campo. Vedremo quale sarà il giocatore richiamato dalla panchina da parte di coach Marco Sassaro. Le proteste di Alberto Pani che si lamenta, vedremo quale sarà insomma il motivo delle sue proteste appena riprenderà il gioco. Altro time out in campo sul +8 su Stentu, 40-32, 1 minuto e 23 al termine del secondo quarto. Rimessa in attacco per l'Elmas. In precedenza Pani voleva 2 liberi, era questo il motivo delle sue proteste, solo rimessa in zona offensiva dunque per la formazione ospite, che ora sbaglia dalla media distanza con Sanna. 1 minuto e 13 al termine del secondo quarto di gioco, con Passaretti che va a giocare 1 contro 1 con Soro. La palla fuori per Nicola Elia che torna dentro, o meglio ci prova da Mauro Graviano. Arriva ancora l'intercetto di Lecisco Cortu, che è il più lesto di tutti sulla linea di passaggio. Lecisco Cortu che poi prende una conclusione assolutamente avventata dalla lunga distanza. Errore per lui, il suo tiro molto corto. Dall'altra parte Mirko Pilo, arresto e tiro come sempre chirurgico e pulitissimo dal punto di vista tecnico e anche estetico. +10 su Stentu, nuovo massimo vantaggio della partita per i pirati di coach Marco Sassaro, che ora sono in difesa. 33 secondi all'intervallo lungo con il palleggio di Alberto Pani che trova in punta Sanna. La palla dall'altra parte per Loddo che si mette in proprio, rimbalzo lungo, preda di Pani, il fallo di Passaretti e non c'è il canestro buono da parte di Pani, che protesta ancora. Voleva il potenziale gioco da 3 punti, non è considerato in azione di tiro il fallo commesso da Mauro Passaretti. 2 liberi per Pani, già pronto in lunetta. 23 secondi al termine della gara. In precedenza era uscito Gianmarco Fois ed era entrato Alessandro Secchi. Ora esce invece Mauro Passaretti e torna sul parquet. Dunque dopo la partenza in quintetto e l'uscita seguente, Edoardo Melis in maglia numero 16 per Sustento. Alberto Pani intanto ha mandato a segno il primo dei 2 liberi a sua disposizione. 42-33 il punteggio con il numero 10 dell'Elmas ancora in lunetta. 2 su 2 per lui. 34-42 Sustentu, che potrà andare fino in fondo. Lavora col cronometro Mauro Graviano, che si deve però divincolare dalla pressione furiosa da parte di Pani. Ora Mirko Pilo prende l'arresto e tiro a 10 secondi dallo scadere del cronometro del secondo quarto. Ultimo tocco a rimbalzo da parte di un giocatore dell'Elmas. 7 secondi allora per Sustentu per concludere l'azione. Nicola Elia è pronto a eseguire la rimessa in gioco. Viene consegnato in questo momento il pallone, riceve Alessandro Secchi e poi il passaggio consegnato per Mauro Graviano. 4 secondi per Graviano che va dentro a tutta velocità. Il suo tiro però trova solamente lo spigolo del tabellone. Si esaurisce poi il cronometro del Palamellano e allora dopo 20 minuti di gioco Sustentu è avanti sull'oratorio Elmas con il punteggio di 42-34. Ora 10 minuti di pausa per noi e poi torneremo nuovamente in diretta per raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Nuovamente in diretta dal Palamellano di Sestu è iniziato il secondo tempo di Sustentu Sestu Oratorio Elmas, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Sustentu che torna in campo con Mirko Pilo, Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Edoardo Melis e Nicola Elia, che va dentro proprio in questo momento. Il tiro dall'angolo a segno con mano morbidissima da parte di Edoardo Melis a regalare il +10 Sustentu. 44-34. Il quintetto dall'altra parte è composto da
Filippo Loddo, Daniele Soro, Giancarlo Salis, Marco Siriani e Alberto Pani. Il pallone ora per Loddo e ricezione profondissima da parte di Daniele Soro che taglia fuori il diretto avversario usando il fisico. Voleva probabilmente una chiamata di 3 secondi. Coach Marco Sassaro non accontentato nemmeno in questo caso da parte del duo arbitrale. Attacca Sustentu, qui un'altra conclusione aperta per Mauro Graviano che però non trova la via del canestro. Solo primo ferro per lui, arresto e tiro ancora da 3 punti di Giancarlo Salis. Una tabellata per il numero 16 in canotta blu. Attacca dall'altra parte Nicola Elia, ferma il palleggio, poi Mirko Pilo la partenza e poi ancora Nicola Elia che chiama lo schema, pick and roll giocato con Edoardo Melis, la tripla mandata per aria e sbagliata anche da Nicola Elia, primo ferro anche per lui. Ora Giancarlo Salis, la difesa buona da parte di Mauro Graviano che propizia il recupero del Sustentu, la palla però buttata con Mirko Pilo che si prodiga nel tentativo di salvare il pallone, finisce a terra, non riesce però nel suo intento. 8 minuti e 26 al termine del terzo quarto, 44-36 il punteggio per Sustentu, in vantaggio sul +8 con Filippo Loddo che prende la penetrazione, gran scarico per Daniele Soro che recapita con il layup mano mancina per l'ex giocatore dell'Olimpia Cagliari, ma altro preziosismo, altro grande assist da parte di Filippo Loddo, grandi doti di passatore per lui. Intanto Alessandro Secchi non vuole essere da meno, brucia sulla partenza solo e scarica, non arriva il canestro per Sustentu. In contropiede velocissimo, 2 contro 1 l'Elmas dall'altra parte con Alberto Pani e Giancarlo Salis a portare a 4 ora, solamente 4 le lunghezze di vantaggio per Sustentu che attacca con Alessandro Secchi, circola il pallone sul perimetro dove c'è Mauro Graviano, spalle a canestro Nicola Elia accoppiato con Giancarlo Salis, trova un passaggio sotto per Edoardo Melis, buona l'idea ma Melis non riesce a tenere in mano il pallone, l'ultimo tocco è il suo. Siriani ha già recuperato il pallone che rimette in gioco all'indirizzo di Filippo Loddo che prova a prendere impreparata la difesa del Sustentu che però è posizionata con Mauro Graviano. L'uscita di Salis, il pallone ancora per Loddo, cercata un'altra ricezione di Soro vicino a canestro, infrazione di passi ora da parte di Daniele Soro che si faceva largo usando le braccia, perplesso il numero 28 dell'Elmas che torna in zona difensiva. Sustentu in attacco invece con Mirko Pilo che scivola anche in questo caso, qualche problema di tenuta sul parquet per Mirko Pilo, scivolato anche nel corso del primo tempo. Secchi fuori da Graviano, di tocco per Elia, gran circolazione per Elia, messo in ritmo, non arriva il canestro e qui c'è il fallo su Edoardo Melis che aveva vantaggio a rimbalzo su Pani, spinge Pani secondo gli arbitri e fallo per il playmaker dell'Elmas, primo fallo della partita per Alberto Pani che si spiega con gli arbitri, si spiega invece con il suo coach Marco Siriani. È già pronto Nicola Elia intanto a eseguire la rimessa in gioco, ci sarà da asciugare il parquet, occasione dunque che ci permette di ricordare anche gli altri risultati di questo turno di campionato che si è giocato interamente ieri, a eccezione di questa sfida. L'Esperia, come abbiamo detto in precedenza, è andata a vincere a Olbia pur rischiando con il punteggio di 76-73, decisivi 16 punti di Jonathan Putignano, miglior realizzatore tra le fila granata. L'Olimpia Cagliari invece ha battuto in casa, anche lei rischiando, il Sinai con il punteggio di 86-81, 30 punti di Gabriele Passa. Nel corso del primo tempo espulsione di Piras, espulsione anche di Cocco nella fila del Sinai, 2 defezioni, anzi solamente quella di Piras in realtà perché Cocco, come sappiamo, è infortunato fino a fine stagione, defezione che ha condizionato sicuramente la prova del Sinai nel corso del secondo tempo. Sinai che ha avuto in mano anche il tiro da 3 punti del pareggio allo scadere. Olimpia che ha comunque vinto, ripetiamo, col punteggio di 86-81, rilanciando le proprie quotazioni nella lotta per il secondo e terzo posto soprattutto. Poi ancora nella giornata di ieri la vittoria facile del Sant'Orsola sul fanalino di coda Generucci col punteggio di 99-53.
19 punti di Cordedda per la formazione arancionera, e ancora a chiudere il turno quarto di ritorno la vittoria del Calasetta con punteggio altissimo, come usanza per la formazione di coach Andrea Masini, miglior attacco per distacco del campionato, 97-84 sulla Torres, 17 per Aralossi e 17 anche per il giocatore americano della formazione tabarchina, ovvero Ray Robinson. 44-40, non è cambiato il punteggio nel frattempo qui al Palamellano, 6 minuti e 20 secondi al termine del terzo quarto, con l'Elmas in attacco, il pallone nelle mani di Giancarlo Salis che va dentro contro la difesa di Alessandro Secchi, chiamata l'infrazione di passi da parte di Marco Sirianni, e non viene dunque convalidato il canestro realizzato dall'ex giocatore del Generugi. Pensava per un istante di aver realizzato un potenziale gioco da 3 punti, Sirianni invece azione invalidata dai due arbitri. Qui l'ultimo tocco è stato della difesa dell'Elmas. Qualche discussione ora con Nicola Elia, gli arbitri hanno cambiato decisione dopo qualche istante di incertezza, la rimessa infatti dal fondo sarà appannaggio dell'Elmas con Filippo Loddo che è già pronto a rimettere, torna in difesa Nicola Elia. 5 minuti e 58 dicevamo al termine del terzo quarto, sempre più 4 su Stentu, 44-40 il punteggio. Filippo Loddo va dentro contro la difesa non propriamente aggressiva in quest'ultima circostanza da parte del Sustentu. Arresto e tiro di Mauro Graviano, mortifero con questo tipo di soluzione nella metacampo offensiva. Intanto dall'altra parte dimenticato per un istante Daniele Soro, che però non riesce a tenere nelle mani il pallone. Altra interruzione della partita, stavolta per un time out chiamato da coach Disa. 5 minuti e 33 al termine del terzo quarto, 46-40 più 6 su Stentu sull'oratorio Elmas. Squadre nuovamente in campo al Palamellano di Sesto, 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, attacca Sustentu sul più 6, 46-40 il punteggio. Alessandro Secchi attende il piazzamento dei compagni, va dentro, attacca Daniele Soro, la finta, il tiro in semigancio sbagliato, ma c'è il rimbalzo. Ottimo lavoro sotto le planche da parte di Edoardo Melis, che però non riesce a convertire in 2 punti questo rimbalzo offensivo. Attacca Giancarlo Salis in post, la ricezione di Siriani, lavora contro Alessandro Secchi, si sbraccia, vuole ricevere Daniele Soro, riceve invece in angolo Filippo Loddo che si prende la tripla e la manda a segno. Filippo Loddo che regala il -3 all'Elmas. Partita assolutamente equilibrata fino a questo momento, partita che era stata equilibrata anche all'andata. Il successo del Sustentu per 86-82 con 27 punti assolutamente decisivi da parte di Mauro Graviano che ora è andato a prendersi il fallo di Loddo, che lo manderà in lunetta per 2 liberi. Secondo fallo di Loddo, dicevamo partita attesa all'andata, ci fu l'espulsione anche di Gianmarco Fois con 4 lunghezze di margine. Sustentu fece propria quella sfida, poi le due squadre hanno preso strade diverse. L'Elmas non è mai riuscito veramente a girare la stagione, veleggia nelle parti medio-basse della graduatoria a quota 8 punti, percorso netto invece fino a mercoledì, almeno per Sustentu, quando è arrivata la prima sconfitta stagionale contro l'Esperia Cagliari. 48-43 ora il punteggio, nuovo più 5 per i Pirati che difendono la penetrazione di Pani, che pasticcia un pochino, non riesce a tenere in campo il pallone. Alberto Pani, giocatore giunto da Generugi, così come sono arrivati dal Generugi anche Salis e Sirianni, che componevano insomma il nucleo della formazione allenata lo scorso anno, prima da Roberto Secci e poi da Edoardo Peretti. Intanto si prende la tripla e la sbaglia però Nicola Elia, altro errore, gara dal punteggio piuttosto basso fino a questo momento. La palla fuori per Giancarlo Salis, la finta e poi la tripla presa e mandata a segno, -2 Elmas. Partita assolutamente in bilico, 48-46 il punteggio, 3 minuti e 55 al termine del terzo quarto. Nicola Elia serve
in punta Edoardo Melis che fa girare la sfera per Graviano, gran palla di Graviano fuori da Secchi che però non ha spazio per il tiro, ancora Graviano che va dentro in penetrazione, perde il pallone che viene recuperato da Alessandro Secchi che segna nonostante il contatto e regala il nuovo +4 a Sustentu. Sbuffa in panchina coach Marco Sassaro. Salis, arresto e tiro dalla lunetta molto corta la sua conclusione. Nicola Elia un passo dalla palla persa, riesce a recuperare da terra. Alessandro Secchi si affretta e riesce anche a prendersi una penetrazione con 2 dietro schiena, poi preferisce desistere e mettere un po' di calma. Mirko Pilo, tiro ottimamente costruito in angolo, messo in ritmo e quando viene messo in ritmo con i tempi giusti dal passaggio dei compagni, Mirko Pilo spesso e volentieri riesce a mettere questo genere di tiro. Un nuovo tentativo di allungo da parte del Sustentu sul +7 ora, 53-46, passi ora di Lotto nella partenza in palleggio. Cambio per coach Disa sul parquet, c'è nuovamente Lecisco Cortu, esce proprio Filippo Loddo, autore dell'infrazione di passi che ha causato l'infrazione di palla persa da parte dell'oratorio Elmas. Rimessa per Sustentu con Mirko Pilo che è pronto nella zona delle operazioni. Ora Mauro Graviano che chiama lo schema, su di lui la difesa di Lecisco Cortu. La palla per Mirko Pilo, si apre e riceve Alessandro Secchi. Ora Nicola Elia si sgomita sotto canestro dove c'è Mauro Graviano che vuole andare con il post, il suo tiro è però sbagliato, errore per il playmaker del Sustentu. Dall'altra parte Alberto Pani in slalom, anche lui lo scarico all'ultimo momento per Daniele Soro e il fallo su Daniele Soro speso da Nicola Elia. 2 tra i giocatori più stagionati tra virgolette di questa partita e non solo, probabilmente anche dell'intero campionato, sono venuti a contatto. Cambio per coach Disa con Sanna che è pronto a tornare sul parquet. Esce Salis, autore di un'ottima prestazione anche quest'oggi, sta tenendo fede insomma quella che è la sua fama di gran cannoniere nel campionato di Serie C Silver. Lecisco Cortu è pronto a eseguire la rimessa in gioco per l'Elmas. Si smarca e riceve Pani fuori dall'arco, guarda il canestro, si prende la tripla Pani che però sbaglia, ma c'è il canestro in tap-in da parte di Daniele Soro. Perso a rimbalzo per un istante l'ex pivot dell'Olimpia Cagliari e accorcia dunque l'Elmas sul nuovo -5, 53-48. Non riesce a dare lo strattone decisivo il Sustentu, ancora con Mirko Pilo accoppiato con Pani. La partenza in palleggio di Mirko Pilo che va per un attimo anche spalle a canestro, apre per Secchi, la tripla da distanza siderale mandata a segno però con grande mano da Alessandro Secchi, il canestro del 56-48. Piccola interruzione del gioco, pallone allontanato, c'è da asciugare il parquet con l'Elmas che dovrà dunque inseguire 8 lunghezze di svantaggio a 2 minuti dal termine del terzo quarto. Pausa della partita che ci consente anche di riepilogare i quintetti. Sustentu con Graviano, Pilo, Alessandro Secchi, Nicola Elia e Edoardo Melis. L'Elmas invece con Lecisco Cortu, Pani, Siriani, Sanna e Soro. Il palleggio di Pani, l'uscita di Siriani che riceve e ribalta dove c'è Sanna, ancora sportellate tra Melis e Soro. Il blocco ora di Soro che si apre fuori dall'arco dei 3 punti, su di lui la difesa di Nicola Elia. La partenza ora di Siriani, lo scarico per Sanna, il tiro dall'angolo di Sanna è sbagliato, rimbalzo conquistato da Nicola Elia che porta il pallone in zona d'attacco, lo cede ad Alessandro Secchi, poi la partenza da parte di Mirko Pilo e l'intercetto sul ribaltamento, meglio sullo scarico di Pilo che era diretto a Graviano. Arriva il recupero da parte della difesa dell'Elmas, il fallo speso poi dalla difesa del Sustentu. Si tratta del secondo fallo di squadra solamente per la formazione sestese quando manca 1 minuto e 20 al termine del terzo quarto di gioco. Qualche difficoltà per Lecisco Cortu che riesce comunque a recuperare il pallone. Ancora lo show molto forte difensivo da parte di Edoardo Melis, punito dal fischio arbitrale. C'era a dire il vero anche l'uso un po' sospetto del braccio esterno da parte di Lecisco Cortu per tenere lontano il difensore. Cambio per Sustentu, esce Graviano che
viene fatto riposare da parte del suo tecnico sul parquet Gabriele Calandra, con il numero 20 Gabriele Calandra che per poco non recuperava un pallone direttamente sulla rimessa. Elmas in attacco con Lecisco Cortu, poi con Pani, mano destra per Pani che prende il centro dell'area, va dentro, lo scarico fuori per Lecisco Cortu, linea di fondo del numero 3 di casa Elmas, lo scarico all'ultimo momento per Sanna, infrazione di passi però evidente per Sanna al momento della ricezione, palla persa per l'Elmas che rimane dunque sul -8, 56-48 il punteggio su Stentu in attacco. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto del terzo quarto, diretta sport.it Sardegna Sport.com in diretta dal Palamellano di Sestu, così come siamo stati in diretta nel corso di tutto questo ricchissimo weekend di basket isolano. Qui grande azione tra Nicola Elia e Mirko Pilo, pronto a convertire da sotto canestro, va per terra Mirko Pilo che si prende anche lo sfondamento. Due sprazzi di grande spessore da parte di Mirko Pilo, prima in attacco a concludere il passaggio illuminante di Nicola Elia e poi in difesa lo sfondamento sulla penetrazione di Lecisco Cortu, che è andato a commettere così il secondo fallo della sua partita. 34 secondi al termine, 48-58, più 10 su Stentu in questa fase della partita. Esce Nicola Elia sul parquet, c'è nuovamente Luigi Cabriolu che nel corso della partita di mercoledì in casa dell'Esperia ha terminato senza punti in un amen, 3 falli commessi, messo immediatamente fuori dalla partita, soprattutto direi da un duo arbitrale particolarmente fiscale nei suoi confronti. Ancora Alessandro Secchi che batte dal palleggio Daniele Sole, poi il tiro dall'angolo ancora per Pilo che sbaglia, si lotta a rimbalzo con Secchi che chiedeva un altro fallo dopo il duello fisico con Siriani. C'è spazio per la tripla di Soro, tripla che trova solamente il primo ferro, bel rimbalzo di Secchi e poi Mirko Pilo, 6 secondi, Mirko Pilo che vuole prendersi un tiro da sotto, ci riesce Pilo che però sbaglia il rimbalzo di Lecisco Cortu e finisce qui anche il terzo quarto, più 10 su Stentu dopo 30 minuti, 58-48 il punteggio. Ultimo mini intervallo al Palamellano, pausa anche per noi e poi nuovamente in diretta per l'ultimo quarto. È iniziato l'ultimo quarto di Sustentu Sestu Oratorio Elmas, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver di basket, più 10 Sustentu dopo i primi 30 minuti di gioco. Alessandro Secchi prende la linea di fondo, lo scarico all'ultimo momento per Edoardo Melis che va a segno e riesce a recapitare il più 12 per i Pirati in apertura di ultimo quarto. Il pivot dunque di casa Sustentu realizza, intanto c'è il fallo dall'altra parte su Salis, difesa fallosa secondo i due arbitri. Calandra assieme a Pilo, Edoardo Melis, Alessandro Secchi e Cabriolo in campo per Sustentu. Per l'Elmas invece ci sono Lecisco Cortu, Siriani, Soro, Giancarlo Salis che ha sbagliato da sotto, ma c'era secondo gli arbitri il fallo di Alessandro Secchi. A concludere e a completare meglio il quintetto dell'Elmas c'è con il numero 6 Sanna. Intanto fallo sulla penetrazione, come abbiamo detto in precedenza, di Giancarlo Salis, 2 liberi per lui, secondo fallo della partita di Alessandro Secchi. Salis che sbaglia il primo libero a sua disposizione. 9 minuti e 23 secondi al termine dell'ultimo quarto di gioco. Salis segna pur con qualche patema il secondo libero, meno 11 per l'Elmas, allora 49-60 ora il punteggio con il palleggio di Calandra spinto alle spalle da parte di Sanna, spinta che non sfugge al duo arbitrale e rimessa in zona offensiva per Sustentu. Fallo subito dal giovanissimo playmaker con la canota numero 20 Gabriele Calandra, rimessa in gioco di cui va a incaricarsi Mirko Pilo. Si smarca Calandra, riceve Secchi e poi ancora Mirko Pilo, chiamato ad agire anche in cabina di regia assieme allo stesso Gabriele Calandra in questo quintetto. Qui crea un buon corridoio per Calandra che va dentro in penetrazione, segna con la mano destra, molto bravo Gabriele Calandra a trovare altri 2 punti, più 13 su Stentu, 62-49. Ora in difesa la formazione di coach Marco Sassaro, mentre attacca Lecisco Cortu.
chiama vicino a sé Giancarlo Salis, riceve invece Daniele Soro, il pallone consegnato ancora per Salis, arresto il tiro sbagliato da Salis che però recupera il rimbalzo, sbaglia ancora con il tiro di Salis dopo il rimbalzo d'attacco. Qui bell'assist di Cabriolu per Pilo che fa saltare il suo avversario e segna con il fallo di Sanna. Ancora Mirko Pilo, davvero prestazione sontuosa per lui quest'oggi. Potenziale gioco da 3 punti per il giocatore sassarese classe 1988, già pronto con il libero aggiuntivo. Esce Sanna gravato di falli e torna sul parquet Filippo Loddo, e questo è il cambio deciso dunque da coach Disa, mentre Mirko Pilo è pronto in lunetta. 8 minuti e 33 al termine dell'ultimo quarto, 64-49 per Sustentu che diventa 65-49 con il libero aggiuntivo realizzato da Mirko Pilo, più 16 dunque per la formazione di coach Marco Sassaro, che sta allungando le mani su questa partita, ma è ancora molto lunga. L'Elmas ci crede, però butta via un pallone, poi contropiede di Edoardo Melis che per poco anche lui non trova un gioco da 3 punti, fermato fallosamente la sua corsa verso il canestro avversario. 2 liberi per il numero 16 in canotta bianca, una caratteristica che abbiamo visto in maniera evidente in questa partita, ovvero l'attitudine dei 2 pivot del Sustentu a correre in campo aperto, prima Passaretti e poi adesso anche Edoardo Melis, caratteristica che lo staff tecnico del Sustentu, composto da coach Marco Sassaro e dal suo assistente Nicola Massa, sa sfruttare a dovere, e ne abbiamo avuto una dimostrazione nel corso di questa partita. Una caratteristica direi non troppo comune in questo campionato di Serie C Silver. Qui Soro non riesce a ricevere, Pilo pasticcia un po' con il pallone dietro la schiena, facendo arrabbiare abbastanza coach Marco Sassaro in panchina. Palla persa banale dal Sustentu. 8 minuti al termine dell'ultimo quarto, 67-49 il punteggio, con Loddo a rischio infrazione di passi. Non arriva il fischio arbitrale, la difesa di Calandra su Loddo, mano sinistra per Loddo che va dentro, scarica fuori per Lecisco Cortu che ha spazio per il tiro da 3, lo manda a segno, messo molto bene in ritmo ancora da Filippo Loddo. Sarebbe interessante davvero avere a disposizione le statistiche della partita per vedere quanti sono stati gli assist di Filippo Loddo, scusate. In questo momento, a mio avviso, uno dei migliori passatori dell'intero campionato di Serie C Silver, almeno per quanto abbiamo avuto modo di vedere per le partite raccontatevi su directasport.it e su sardegnasport.com. Qui altro bel recupero difensivo per Sustentu con Luigi Cabriolu che non si fa pregare, capita a canestro il passaggio di Mirko Pilo. Gran difesa ancora per Sustentu, ora assolutamente in controllo delle operazioni sul 71-52 quando mancano 7 minuti e 14 secondi al termine della partita. Time out chiamato da coach Disa e piccola pausa per noi. Dal palleggio Lecisco Cortu siamo rientrati dal time out chiamato in precedenza da coach Disa. Tantissimo spazio per la tripla di Soro dalla lunga distanza, ha sbagliato ma c'è stato il bel rimbalzo d'attacco conquistato da Sirianni, il fallo prima del tiro del pivot in maglia numero 20 dell'Elmas, fallo commesso probabilmente da Calandra. Rimessa in zona d'attacco per l'Elmas con Lecisco Cortu che ha dato il pallone in direzione di Filippo Loddo. La ricezione di Salis che va dentro sfidando la difesa di Cabriolu. Secondo gli arbitri è irregolare la difesa di Luigi Cabriolu che provava a eseguire correttamente lo scivolamento difensivo. Secondo gli arbitri c'era stato un contatto sul braccio di Salis e questo è il motivo della chiamata arbitrale. Punita dunque la difesa del giovanissimo classe 99 del Sustentu con Salis che è pronto in lunetta, segnato il primo libero. 6 minuti e 52 al termine della partita. Sustentu che ha impresso il proprio marchio sulla partita portandosi in vantaggio ora sul 71-54 dopo
il 2-2 dalla lunetta da parte di Giancarlo Salis, la partenza in palleggio dall'altra parte di Alessandro Secchi, la finta, il giro sul perno, la palla fuori nuovamente per Mirko Pilo che si prende l'arresto e tiro, la palla sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Sirianni che poi porge all'indirizzo di Filippo Loddo che porta il pallone in zona offensiva, la palla fuori per Sirianni, prova a prendere lo sfondamento Secchi, non viene accontentato dagli arbitri, penetrazione dalla sinistra di Lecisco Cortu che si prende il fallo della difesa, fallo commesso da Gabriele Canandra e altra gita in lunetta dunque per Lecisco Cortu. 71-54 il punteggio, 6 minuti e 25 secondi al termine della partita, è pronto a tornare sul parquet anche Mauro Graviano, uscirà Mirko Pilo, l'abbiamo sottolineato varie volte nel corso della sfida, assolutamente protagonista, ha iniziato piano Mirko Pilo, nelle sue prime apparizioni è andato via via a prendere confidenza, sta diventando davvero determinante, sta diventando davvero parte integrante, parte importante di questa squadra, ma non c'erano assolutamente dubbi, il suo spessore tecnico e non solo, il suo spessore all'interno dello spogliatoio soprattutto è assolutamente, non è mai stato in discussione insomma Mirko Pilo, che dunque è uscito e riposerà presumibilmente nel corso degli ultimi 6 minuti e spiccioli di questa partita. Qui palla dentro ancora per Mauro Passaretti, anche la sua prestazione è stata maiuscola così come quella dell'altro centro di Casa Sustento, ovvero Edoardo Melis, altro canestro per Passaretti, 73-56 ora il punteggio, penetrazione vincente da parte di Salis a segno con la mano destra a recapitare altri 2 punti, vuole intensità però fino alla fine lo staff tecnico del Sustentu, penetrazione, canestro con fallo di Alessandro Secchi, anche lui molto bravo, voleva un'infrazione di passi, Giancarlo Salis si lamenta con gli arbitri ma Alessandro Secchi è già pronto in lunetta per convertire il libero aggiuntivo, tiene il contatto e realizza l'esterno sassarese, anche lui ex Dinamo Sassari, così come Mirko Pilo, il pallone che danza sul ferro e poi esce, ma c'è Passaretti che lavora davvero in maniera magnifica a rimbalzo, dovrebbe essere stato suo l'ultimo tocco, però secondo gli arbitri ha oltrepassato la linea di fondo con il pallone in mano. Mauro Passaretti, c'era a suo dire una spinta non ravvisata però dal duo arbitrale. Elmas in attacco, la formazione di coach Disa orgogliosamente in zona offensiva, non vuole mollare, manca un'eternità del resto, 5 minuti e mezzo al termine della sfida, il palleggio in mezzo alle gambe di Salis, poi Lecisco Cortu, la partenza bruciante e poi lo scarico all'ultimo momento per Daniele Soro che segna con il fallo. Daniele Soro che andrà in lunetta con il libero aggiuntivo. Abbiamo parlato diffusamente di Daniele Soro nel corso della partita. Daniele Soro, nato appunto cestisticamente all'Elmas, prima di partire nel suo viaggio nella penisola aveva promesso allora presidente del Rio di tornare un giorno a vestire la canotta dell'Elmas, ha mantenuto la promessa, è tornato all'Elmas nel corso di questa stagione, 2 scudetti nel suo palmarès, stagione 93-94, 94-95, poi tanto girovagare per l'Italia. Ferrara, Padova, Massafra, Trapani, Forlì, Firenze e Siena sono solo alcune delle maglie vestite da Daniele Soro nel corso della sua lunghissima carriera. Soro che è ancora determinante nel campionato di Serie C Silver. Ora Passaretti in lunetta dopo il fallo subito, più 15, Sustento assolutamente in controllo della situazione, pronto a tornare sul parquet Alberto Pani, 2 liberi per Passaretti. Intanto esce proprio Daniele Soro, le indicazioni di coach Disa. Mauro Passaretti è pronto invece in lunetta, 5 minuti e 5 secondi al termine di una partita che non ha più tantissimo da dire, salvo ovviamente clamorosi e direi poco probabili svarioni del Sustentu. Sbaglia il secondo libero Mauro Passaretti, c'è il rimbalzo di Secchi, errore anche per Secchi, rimbalzo lungo di Pani che riesce con grande caparbietà a tenere vivo, poi si lotta sul pallone, l'ultimo tocco è stato di Graviano, anzi Graviano è andato a commettere il fallo secondo gli arbitri, fallo che manderà
in lunetta Lecis Cocco Ortu a 4 minuti e 55 dal termine della partita. Viaggio in lunetta dunque per il numero 3 in canotta bianco-blu, che sbaglia la sua prima conclusione a cronometro fermo. 1 su 2 per lui. 61-76, ristabilito dunque il meno 15 per l'Elmas, con l'errore molto sfortunato qui Mauro Passaretti, che era andato a tentare di realizzare un altro lay-up. Lecis Cocco Ortu, stoppato il suo tentativo di passaggio da parte della difesa ancora aggressiva di Mauro Graviano, concede minuti ai suoi giovanissimi. Intanto coach Marco Sassaro sul parquet ci sono sia Luigi Cabriolu che Gabriele Calandra. Qui Cabriolu ha tentato uno scarico per Passaretti, ha capito tutto però la difesa dell'Elmas, che ha già perfezionato il recupero con Alberto Pani. In zona offensiva c'è la partenza di Loddo, partenza sospetta di Loddo, più che sospetta secondo gli arbitri, infatti arriva puntuale la chiamata di passi da parte del duo arbitrale, appunto. Altro cambio per coach Disa, torna dopo parecchio tempo sul parquet Borghero, pivot della formazione ospite. Esce Lecis Cocco Ortu e allunga dunque in termini di centimetri il suo quintetto coach Disa. Ci sono contemporaneamente sul parquet Salic, Sirianni e Borghero. Intanto tiro dall'angolo da parte di Alessandro Secchi, sbaglia, rimbalzo conquistato proprio da Borghero, e poi il palleggio di Alberto Pani. Pani va in mezzo alle gambe contro la difesa di Cabriolu, bel pick and roll con Borghero che riesce a trovare l'equilibrio per il tiro, canestro da parte di Borghero. Gioco fermo perché Sirianni deve provvedere ad allacciarsi una scarpa. Sul cubo dei cambi c'è Nicola Elia, esce un applauditissimo Mauro Passaretti, molto bravo anche lui quest'oggi. Torna il capitano Nicola Elia, capitano ovviamente stante l'assenza prolungata purtroppo di Fabio Villani per ragioni di lavoro a Roma, il capitano del Sustentu. Andiamo a ricordare anche quello che sarà il prossimo turno per le due formazioni. Sustentu che sarà alle prese con una trasferta insidiosissima sul campo del miglior attacco del campionato, quello dell'Automec Calasetta, che abbiamo ricordato ieri ha regolato tra le mura amiche pur con qualche patema la Torres. L'Elmas invece che sarà impegnata in casa contro l'Olbia in una sfida a spareggio per l'ultima moneta valida per l'ingresso nei playoff. Qui rallenta un po' troppo Sustentu, permette all'Elmas di tornare sul meno 10 e c'è da chiamare time out perché ha abbassato un po' troppo l'energia, un po' troppo presto. Mani alzate dal manubrio per la formazione in casa. Time out in campo, 76-66 il punteggio in favore del Sustentu, 3 minuti e 12 al termine della partita. Piccola pausa per noi. Filippo Loddo è in lunetta per cercare di ricucire nuovamente lo svantaggio dell'Elmas, ma sbaglia la sua prima conclusione a cronometro fermo l'ex giocatore dell'Accademia Basket. 1 su 2 per lui, 67-76, e c'è ancora da faticare, da sudare per Sustentu prima di condurre in porto questa vittoria. Nicola Elia, il pallone fuori nuovamente per Graviano. Ora Mirko Pilo che è tornato in campo, palla per Cabriolu che prova a prendere il centro dell'area, va in penetrazione, grande davvero azione offensiva da parte di Luigi Cabriolu che sfrutta tutto il suo atletismo, tutta la sua rapidità, e ora però deve difendere contro i chili e i centimetri di Giancarlo Salis. Lo scarico, il ribaltamento meglio di Salis dall'altra parte dove c'è Pani, va dentro Pani, la stoppata da dietro però della difesa del Sustentu. Loddo deve prendere un tiro complicatissimo dall'angolo, lo sbaglia. Il contropiede del Sustentu con Mirko Pilo che gira sul perno e segna da sotto canestro. Altri 2 punti per Mirko Pilo e Sustentu che piazza dunque un mini parziale di 4-0 che le permette di riguadagnare il più 13 sul 80-67 a 2 minuti e 5 secondi dal termine del match. Fallo ancora di Luigi Cabriolu, le proteste di coach Marco Sassaro
a suo dire era regolare la difesa di Cabriolu, e problemi di falli anche quest'oggi per il giovanissimo Cabriolu, quarto fallo addirittura per lui, punita la sua energia difensiva. Salis in lunetta, sbaglia il primo libero e sono errori che pesano assolutamente a questo punto della partita, con l'Elmas che cerca disperatamente di rifarsi sotto. 0-2 addirittura per Salis, scusate, ultimo tocco a rimbalzo però da parte di Elia che difendeva su Sirianni, e allora rimane in attacco l'Elmas che cercherà di capitalizzare questo nuovo possesso nato dalla lotta a rimbalzo tra Sirianni ed Elia. Pani esegue la rimessa fuori per Salis, arresto e tiro di Salis, neanche il ferro per lui, e poi il passaggio lungo di Elia. Cabriolu a segno da sotto canestro, gran giocata ancora sull'asse Elia Cabriolu, e Sustentu che si porta sull'82-67, 1 minuto e 50 al termine della sfida. Sustentu che si riporta dunque in una posizione piuttosto tranquilla. Delmas però non vuole lasciare nulla di intentato, si affida a Loddo, a segno da 3 punti, forza, ma ha ragione lui, Filippo Loddo, mano dalla lunga distanza per lui. Ora Graviano si deve districare contro la difesa di Pani, la palla dentro per Secchi, tocca con il piede Sirianni e Sustentu che rimarrà in zona d'attacco con 14 secondi per prendere il tiro. Time out in campo chiamato da coach Disa. La rimessa di Luigi Cabriolu che ha servito Mauro Graviano. Ora Nicola Elia fuori da Mirko Pilo, la partenza di Pilo che prova a pescare sotto Alessandro Secchi, la palla torna fuori ancora per Pilo, la finta, la partenza di Pilo, poi Elia da 3 punti sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Pani che prova a partire in palleggio, conduce l'azione offensiva per l'Elmas, lo scarico sotto per Borghero che recapita il canestro del nuovo -10 Elmas, 82-72, davvero partita infinita, 1 minuto al termine. Nicola Elia, la finta, ha bisogno di segnare Sustentu per cercare di arrivare nella maniera più tranquilla possibile a questo finale di partita. Ora Cabriolu dentro da Alessandro Secchi, il gancio di Alessandro Secchi che però sbaglia, attenzione all'Elmas che può riportarsi in zona d'attacco, vuole rallentare le operazioni Mirko Piro che spende il fallo su Pani per rallentare un pizzico il ritmo. 46 secondi al termine, più 10 Sustentu sull'82-72 e Pani in lunetta con 2 liberi assolutamente importanti. Può cercare di tornare in singola cifra di svantaggio l'Elmas, segna Pani il primo libero, ne avrà un altro a disposizione, lo ripetiamo, 46 secondi al termine di questa partita. 2-2 per Pani, 74-82. Nicola Elia ha ricevuto la rimessa, poi Graviano, si alza la difesa dell'Elmas che decide poi di andare a spendere fallo su Mauro Graviano, invitato in lunetta. Mauro Graviano, bonus già abbondantemente speso dalla difesa dell'Elmas. 41 secondi al termine, ne sono passati 5 in precedenza. 74-82, Graviano invitato in lunetta, Graviano che sbaglia però il primo libero. Era costato anche l'errore in quel del Pala Esperia mercoledì, libero sbagliato da Graviano che avrebbe permesso al Sustentu di pareggiare la partita a 7 secondi dal termine. Arriva lo 0-2 qui per il playmaker del Sustentu, ma c'è il gran lavoro a rimbalzo con Sustentu che rimane in attacco. Mauro Graviano arresto il tiro, stavolta vincente, 86-74, anzi scusate 84-74, la partita che finisce così. 13ª vittoria stagionale per Sustentu che riscatta dunque la prima sconfitta stagionale contro l'Esperia mercoledì. Arriva una vittoria contro l'Elmas, 84-74 il punteggio finale. Si decide di non prendere l'ultimo tiro, finisce qui dunque la partita, clima assolutamente disteso. Andiamo a sentire a caldo le dichiarazioni dei protagonisti.
C'è Mirko Pilo, assolutamente tra i protagonisti, direi in positivo quest'oggi. Mirko, stai prendendo confidenza con questa squadra, direi che oggi si è visto una volta di più. Complimenti per la tua prestazione e anche per la vittoria. Grazie mille, sì, non è mai facile entrare in una squadra soprattutto rodata come quella dell'Accademia, che quando sono arrivato io aveva già una decina di vittorie. I compagni in questo mi hanno sicuramente aiutato perché hanno aspettato chiaramente un momento iniziale un po' più difficile, anche perché a parte qualche allenamento ero fermo dallo scorso campionato, però adesso stiamo iniziando a macinare e abbiamo subito superato la sconfitta di un paio di giorni fa con l'Esperia con una grande prestazione di carattere. Ti lasciamo ai tuoi compagni perché c'è in corso quasi l'urlo, dunque non ti disturbiamo. Andiamo a cercare invece qualche esponente dell'Elmas. Vediamo chi potrà essere disponibile ai nostri microfoni, i giocatori dell'Elmas che sono già spariti. Salutiamo anche il presidente Lucio Cordeddu. C'è coach Disa che probabilmente vuole parlare con noi. Coach, due battute velocissime in diretta, la rubiamo qualche secondo soltanto per commentare questa partita. Una sconfitta che direi ci può stare alla luce, insomma, della caratura dell'avversario, però ottimi segnali direi da parte dell'Elmas in generale nel corso di tutta la partita. Sì, diciamo che ho cercato di non far mollare i ragazzi fino alla fine. Infatti la partita sembrava completamente chiusa, sotto di 20 a 4-5 minuti. Abbiamo cercato, ho fatto un cambio che mi ha dato un po' di freschezza, siamo scesi alla fine a 8 punti di nuovo. Non abbiamo passato una bella settimana tra siriani, Biggio, che hanno avuto un virus intestinale e quindi non ci siamo potuti allenare comunque quindi al completo. Però la partita molto importante per noi è quella di sabato contro Olbia. E comunque ai playoff ci dobbiamo arrivare, adesso mancano 7 partite, cercheremo di vincere il più possibile per arrivare tra le prime 8 e poi giocare meglio nei playoff con la squadra al completo almeno. La seconda domanda era proprio sulla partita contro l'Olbia, ci arrivate insomma tra le mura amiche, direi non è mai un dettaglio di poco conto, è quella la vostra sfida, la sfida che può valere un campionato sostanzialmente. Sì, la partita di Olbia è importantissima, siamo a pari punti, quindi andando sopra di 2 diciamo che riusciremo a avere quei 2 punti in più che ci danno anche la tranquillità e la serenità di affrontare comunque le altre 6 partite con tranquillità. Poi noi siamo una squadra che, come abbiamo dimostrato, ce la siamo giocata con tutti, quindi dobbiamo allenarci un po' di più, cercare di recuperare le persone infortunate. Con un pochino meno sfortuna anche durante la settimana magari riusciamo a prendere qualche altra partita. Grazie mille, in bocca al lupo anche a coach Disa e a tutto l'oratorio Elmas. Vediamo se riusciamo a trovare Un tifoso. intervistiamo un tifoso, un supporter del Sustentu. Arriva una reazione, no? Dopo la sconfitta contro l'Esperia è arrivata questa reazione, anche i tifosi sono contenti, immagino. Sì, credo di sì. La reazione è avvenuta dopo 3 giorni, quindi per la Befana eravamo tutti lì che mangiavamo Ancora col panettone sullo È stato stomaco. quello il problema, il panettone nello stomaco. Se lo dici tu, Alessandro, c'è da preoccupare. Ci stava tutto, vabbè, dopo le feste servono anche a quello d'altronde, no? Quindi Tra l'altro l'Esperia che stava aspettando questa partita. l'aspettavano come non mai, loro hanno giocato una buona partita a prescindere da quello che era il contesto a livello arbitrale. Noi non abbiamo eccelso, probabilmente abbiamo fatto molte altre partite migliori, sono stati bravi perché comunque devi avere anche la freddezza di chiudere una partita e hanno vinto. Adesso se Dio vorrà ci vedremo ai playoff e sarà un'altra storia. Adesso Sassaresi direi quest'oggi in grande spolvero, sia tu che Mirko Pilo, grande prestazione, insomma c'è qualche alchimia tra voi segreta, ce la vuoi svelare? No, diciamo che ci conosciamo ormai da qualche anno e devo essere sincero, con Mirko mi trovo benissimo, si è integrato benissimo nel gruppo, è un ruolo che comunque completa il roadster e quindi devo essere sincero, ci dà una grossa mano anche e soprattutto nell'ottica playoff, quando ci sarà bisogno anche magari di fare rotazioni e quindi ci sarà bisogno di giocare magari anche in più ruoli, però intercambiandoci l'uno con l'altro, e quindi lo vedo molto propositivo il suo ingresso. Poi con lui c'è un feeling ormai da tanto, quindi va bene così. Andiamo oltre, No, Alessandro. no.
Sempre nei limiti. Cioè, Io vorrei salutare una persona, Davide Meloni, che è il presidente del Flamingo Basket. È vero, con il quale siamo riusciti a far mettere le luci nel campo del Poetto. Cioè, se voi vedete il Poetto illuminato non è per caso, è perché ci siamo battuti. Alla fine, andando a parlare con la dottoressa Galli, si è accorta della, diciamo così, di questa piccola cavolata che facevano nel non accendere le luci, e siamo riusciti a ottenere le luci accese d'inverno dalle 6 fino alle 9. D'estate invece saranno accese dalle 22 fino all'1. Quindi si potrà andare a fare un po' di basket anche così. futuro anche nella politica per Sì, Alessandro sì, Secchi, proprio, forse anche da sì, sindacalista magari. Andiamo a cercare coach Marco Sassaro, grazie mille a entrambi. Vediamo se lo troviamo nelle vicinanze, il coach del Sustentu a colloquio con dei dirigenti. Coach Marco Sassaro, dicevamo in precedenza, dicevo, c'era bisogno di una reazione, è arrivata questa reazione, segnali confortanti direi da questa partita. Insomma, ti vedo un po' dubbioso in realtà. No, il dubbio riguarda solo l'ultima porzione di partita, perché fino a 5 minuti alla fine direi di sì, c'è stato un bello strappo, e fra l'altro dato da molti dei ragazzi ai quali chiedevo una risposta, perché comunque sia è stato importante, ma questo l'avevamo detto appena finita la partita di mercoledì, trovare il sistema per coinvolgere nuovamente tutti, e oggi hanno giocato 11 dodicesimi e ognuno ha portato qualcosa. Nel quintetto che ha dato quello strappo poi alla fine determinante per questo risultato finale, giocavano in contemporanea Calanda e Cabriolo, e questo mi rende assolutamente contento. Sì, ci serviva una risposta, però sarebbe anche abbastanza ingeneroso dover chiedere risposte a chi fino ad oggi, cioè su 14 gare, è stato capace di portarne a casa 13. Detto questo, c'è cioè il mio dubbio, non è un dubbio, ma è il fatto di non avere un grandissimo umore dato dall'infortunio di Fois, che temo insomma ci sia la possibilità di perderlo per un po' di tempo. Considerando che fra 6 giorni andiamo a Calasetta, è chiaro che il pensiero già corre lì, però segnali discreti, dai, diciamo discreti, ancora siamo lontani abbiamo fatto una discreta partita in attacco, secondo me per almeno 30 minuti, in difesa non ancora, però... Ho visto dei lampi, degli sprazzi Sì, da accademia direi. Sì, è vero, è così. Le 2 volte che abbiamo dato lo strappo alla partita è stato grazie a quel tipo di lavoro, però è anche vero che stiamo dando maggiore continuità all'aspetto offensivo, e non era così scontato, nel senso che mettevamo dentro le mani di Pilo oltre gli altri giocatori già a disposizione, non era semplicissimo, e invece anche oggi abbiamo una discreta quota di punti segnati, e dobbiamo riprendere un po' di brillantezza, di smalto, e ripeto, ci vuole ancora del tempo. Grazie mille a coach Marco Sassaro, complimenti anche per questa vittoria 13ª stagionale per il Sustentu, che ha battuto l'Oratorio Elmas con il punteggio di 84-74. Non mi rimane altro che chiudere questa diretta dal Palamellano di Sesto. Io ringrazio Andrea Farris e Mauro Farris che hanno curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre